Vivere al di sopra del Po costa il 17% in più. Parola di Luca Zaia, che ha la notizia che gli italiani sono tra i più poveri a livello europeo per quanto riguarda gli stipendi e affonda il coltello nella piaga, tornando a riaffermare un concetto che sembrava superato. Sarebbe bene infatti ritornare alle vecchie gabbie salariali o, come le chiama lo stesso Zaia, contratti territoriali di lavoro. Insomma, italiani meno pagati e in proporzione veneti meno pagati in Italia. I contratti territoriali, per rispondere a quel problema che c'è, che lo stipendio dei nostri lavoratori del nord vale il 17% in meno rispetto agli altri lavoratori. Ci sono poche formiche e tante cicale. Se tutti lavorassero e facessero il loro dovere, in questo paese non avremmo 1900 miliardi di debito pubblico. Meglio del Portogallo, ma appena sotto Cipro. I lavoratori italiani guadagnano davvero poco rispetto ai colleghi europei. I più ricchi sono quelli lussemburghesi, dove le tasse e il costo del lavoro sono certamente meno pesanti rispetto ai nostri. Un lussemburghese guadagna mediamente 48.000 euro all'anno, mentre un italiano 23.000 euro. E con le tasse che gravano sempre di più sul costo della vita e del lavoro in Italia ci stiamo ritrovando sempre più poveri. È un fatto molto importante che ci sia accorto questo governo, ma anche i governi precedenti dovevano sapere che i lavoratori all'interno di posti di lavoro, dall'industria al pubblico impiego, sono quelli che prendiamo meno. Questa è una vergogna che bisogna assolutamente cambiare. Una diatriba quella innescata dalla ministra Fornero su costi del lavoro e produttività. Dice che gli italiani sarebbero poco produttivi, i sindacati la pensano al contrario, troppe tasse pesano sul lavoro e il costo così lievita. Intanto il nostro costo del lavoro, un'altra cosa, è quello più alto di tutti. Noi paghiamo il 53% tra tasse e rate e i lavoratori portano a casa solo il 47% e anche questo è un primato negativo dell'Italia.